Ciao a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. Voglio, che abbiamo fatto oggi? Nata voto, voglio. Nata voto, quando era importante vincere, che abbiamo fatto oggi? Amma perso, che a Roma. Lo sconto diretto che vale il quarto posto, la Champions League, che cazzi è. Quando noi si diceva che eravamo la squadra che doveva lottare per lo scudetto e stu cazzo, voglio. Facete averla dice, ma lo cazziamo, voglio. Dove cazzo andiamo, voglio? Può metterci pure la sfortuna, i pali, attraverso chi le stravecchi e tutte cose, voglio. Ma così non vai da nessuna parte, non vai da nessuna parte. Voglio. È vero, c'è stato equilibrio fra Roma e Napoli, diciamo primo tempo, secondo me, meglio la Roma, anche se il nostro Napoli ha avuto tante occasioni, palo, non si capiva più niente, voglio. La partita è stata equilibrata, la formazione secondo me è quella giusta, ci mancava Allan, è vero. Secondo me sarebbe stato il pareggio il risultato giusto, anche se la Roma, voglio, se non era per Meretta, aveva già il doppio vantaggio in mano e aveva già chiuso la partita. Ma come cazzo si fa? Due falli in mano, cazzo, voglio. Primo fa cagli gol, pure Mario Rui, e tagliatela sta mano, mannaggia, io non lo so più. Voglio, ma vi rendete conto? Gli ultimi 5-6 risultati, levando la partita di Champions League col Salisburgo che abbiamo vinto, e quella casalinga con Verona, che se non vinceva nemmeno con Verona, voglio, c'era una fa croce. Non so più da quale parte, cioè io l'appoggio il Napoli sempre, voglio, lo sostengo sempre, voglio, ma non si può avere in una placchessa maniera, voglio, ti fa passare voglia, cioè capisco gli ultimi prestazioni, ma qua c'è qualcosa che non va, voglio, c'è qualcosa di grosso, perché cioè, non arrivano più i risultati, voglio, i giocatori saranno demoralizzati anche dalle partite prima, dove magari c'erano dei rigori a favore che non sono stati dati, degli episodi, il Napoli che non riesce magari a vincere la partita contro la Spal, contro il Torino. Allora, voglio, vanno un po' in depressione i giocatori, ma che se ci fanno in depressione pure a noi, voglio, io mi sto rompendo un cazzo, cioè, ti rendi conto, 5 pareggi, quando ha fatto? 6 partite ha fatto 4 pareggi, una vittoria e una sconfitta con l'Atalanta, quando è 5 pareggi, è una vittoria e una sconfitta con l'Atalanta, voglio, 6 punti, no, 3 pareggi, una sconfitta e una vittoria in 5 partite, voglio, 6 punti in 5 partite, voglio, una media da retrocessione, ma stiamo pazziando veramente, stiamo pazziando, io non lo so, faccio proprio fatica a pensare a tutto che sto qua, io non capisco come... No, mannaggia la miseria, mannaggia, voglio, mannaggia. Mi state facendo morire, mi state facendo, io non ce la faccio più, non ce la faccio proprio più. Ma aspettavo una reazione prima, no? Che vi scetate lo suono e l'ultimo 15 minuti e volete cercare il pareggio. Gli ultimi 15 minuti, perché poi all'approccio come sempre, poi si va dormendo in campo, si dorme in campo. Voglio che con le Milik abbiamo fatto perché la difesa è passata in mezzo ai difensori e ce l'aveva sul piede Milik, voglio. Se non si cazzo fa gol, piamo pala, piamo traverso. Quando dico che ci serve un attaccante più forte, l'annanzi che la butta dentro, tengo torto, no? Voglio, contando che sia bravo Milik, con Llorente che non pala la luce, è bravo pure lui, per carità. Però voglio, a noi ci serve un attaccante top l'annanzi, voglio, l'Inter, visto che tentano Lautaro, è giovane e forte, secondo me diventerà un grande giocatore, già ha tante qualità e secondo me è forte. Poi c'hanno Lukaku, uno di esperienza, voglio, e lui anche è forte, lui ci faceva bene a... Ma su De Laurentiis che va a pigliare Llorente e che ci porta poco culo, perché ci ha portato poco culo, che voleva andare a prendere i cardi, poi dei cardi che là, poi faceva un omenato, Pepe, Ussalo, Pepe, e poi che è arrivato Llorente, voglio, ma che si ci porta sul... Cioè, io non so se è il problema dell'allenatore, se è il problema di De Laurentiis che magari cioè, ha messo della pressione ai giocatori, c'è qualcosa contro, non lo so, i risultati non stanno arrivando, e si fa fatica, cioè, se prima si lottava per lo scudetto, dobbiamo stare attenti ora, cioè,
dobbiamo vedere se arriviamo quarti, se arriviamo quarti, che è una cosa già difficile, cioè da dire, dovrebbe essere una cosa normale arrivare a quarti per noi, invece quest'anno, voglio, faticheremo e lotteremo per il quarto posto, come stiamo vedendo sto Napoli ora. Anche l'Atalanta in campionato sta dimostrando di essere superiore a noi, voglio. È la realtà, voglio, è la realtà dei fatti, sono i fatti che parlano. In campionato, il campionato sta parlando, l'Atalanta sta avendo continuità, cosa che dovremmo avere noi, avremmo dovuto avere noi, invece no. Voglio, no, troppo discontinuo, voglio, sembriamo noi la Roma dell'anno scorso, con tutto il rispetto per la Roma, ma sembriamo noi la Roma dell'anno scorso, voglio, stiamo facendo pena, non ce la faccio più, io non so, voglio, non so più che dirvi, sto proprio incazzato a dire, ma già tutto proprio, cazzo, per hanno cacciato i coglioni, hanno cercato la reazione, la partita devono entrare in campo e voglio metterci i coglioni in campo, perché a volte si entra in campo dormendo, solo quando sai che stai perdendo 1-0 o 2-0 ti esci, voglio, ma ti esce da prima sto sonno, ti esce da prima, se no quando cacchio fai un risultato così, massimo o perdo la può pareggiare, ma non vinci. Ti esce da prima lo so. Niente, voglio, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate i like e iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti, da Napoliella e forza Napolese.